È in corso di svolgimento il trofeo organizzato dall'Accademia Open, il trofeo Floor Garden, e siamo venuti a far visita a Carlo Pio perché chiaramente questo è una delle prime occasioni intanto di ripartenza, ma una ripartenza fatta ad alti livelli, perché abbiamo visto i tabelloni del maschile e del femminile del vostro torneo che dà lustro alla vostra storia. Sì, siamo contentissimi di questa manifestazione perché abbiamo fatto prima di tutto dei numeri molto importanti, quindi abbiamo superato i 175 iscritti e poi questa volta, avendo una struttura rinnovata, quindi con altri due campi da tennis, abbiamo potuto organizzare un torneo open, quindi abbiamo ospitato anche in seconda categoria. Il livello del tennis è alzato molto, però la felicità è proprio quella di festeggiare il rinnovo della struttura, i campi nuovi e poi festeggiare i 30 anni di attività, perché a gennaio del 2021 abbiamo compiuto 30 anni, quindi ci affacciamo al 31esimo anno. Sì, Carlo, mi ha anticipato praticamente la domanda. 30 anni di storia, 30 anni di storia vissuta, per carità, sui campi, e quanta fatica, ma quante soddisfazioni. Eh sì, molte soddisfazioni. Questa volta, devo dire la verità, siamo molto contenti. Abbiamo raggiunto un livello nel maschile molto alto e anche nel femminile abbiamo tenniste come Barbara De Solis, Corinne Dentoni. Nel maschile abbiamo avuto due sassaresi che sono Marco Pinna e Federico Pintus iscritti, da Olbia a Masala. Sì, davvero molte soddisfazioni, siamo contenti. E poi soprattutto non dimentichiamoci il leitmotiv della vostra enterprise. Voi siete un'accademia, qua se non sbaglio ho stretto la mano a un mito che praticamente tu conosci molto bene, un certo Mino. Eh sì, Mino è felice anche lui, anche se ogni tanto ci dice che esageriamo quando cerchiamo di modernizzare troppo il circolo, però alla fine diciamo che è felice, è lui la bandiera dell'Accademia. Sì, devo ringraziare tutta una serie di persone che mi hanno aiutato nell'organizzazione, però devo dire la verità, lo facciamo dire agli altri, ma è veramente un bel torneo, siamo molto soddisfatti. Quindi vi ricordiamo, domenica dalle ore 9 le finali del trofeo Floor Garden, l'Accademia vi ospiterà in maniera adeguata perché questa è una vera bomboniera nel cuore della città, e che dire, in bocca al lupo. Eh sì, vi aspettiamo domenica proprio per le finali dalle ore 9 a seguire femminile e maschile e poi con le premiazioni e una piccola presentazione del torneo. Vi aspettiamo numerosi.